partiti, non brillante solo il press. Va davanti nella prima parte di gara Spider Place, in mezzo alla pista Scarface con Oro d'Irlanda. Nicola si gira a sinistra a vedere Fiori con Scarface, i due si controllano in mezzo alla pista. Vicino a questi anche Cuba Star. Oro d'Irlanda è in vantaggio ora, allungando da Scarface che precede Cuba Star, e all'interno Spider Place a tiro rimigliano, questi 5 ben avanti al solo il press. Allunga a traguardo lontano Oro d'Irlanda, l'ha messa sul ritmo, tant'è che dietro Scarface è richiesto con la frusta, all'interno c'è Spider Place, Cuba Star, Rimigliano, tutti montati con Oro d'Irlanda in mezzo alla pista che ha almeno 3 di vantaggio su Spider Place all'interno. Scarface che prova un recupero, Oro d'Irlanda apre i rubinetti a 450 al palo, almeno 5 di vantaggio sul resto della compagnia. Spider Place è il più pericoloso, poi Scarface. Spider Place si avvicina a Oro d'Irlanda che è in vantaggio ma è meno brillante che in precedenza. Spider Place ci crede al suo interno, deve recuperare 2 ora. Oro d'Irlanda è in vantaggio ma è palesemente in difficoltà. Spider Place lo attacca all'interno, Spider Place fulmina il favorito, e per la terza Scarface. Spider Place 9, Oro d'Irlanda 4, e poi per la terza dovrebbe essere Scarface. Come abbiamo detto, sul terreno pesante i dettagli fanno la differenza, il venir via prima o dopo a volte un atto di confidenza può compromettere il risultato. 9-4-7 è l'ordine di arrivo di questa prova, è tutto.